Guardia di Finanza di Cosenza scoperchia il pentolone delle aste truccate nell'area Corigliano-Rossano e in manette avvocati, imprenditori e impiegati pubblici. Nella sola provincia di Cosenza, su 200.000 arrivi registrati nel mese di luglio, solo 5.000 hanno accettato di sottoporsi al tampone. Sono 24 i punti monitorati sulla costa calabrese da Goletta Verde di Legambiente, metà dei quali sono fortemente inquinati. Pippo Calipo conferma le dimissioni da consigliere regionale, nonostante l'Assemblea avesse espresso parere negativo. Serva da monito. Grande affluenza di atleti a Lorica per la manifestazione Nuoto di Fondo nello splendido scenario del Lago Arvo. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza di Cosenza che ha scoperchiato il pentolone delle aste truccate nell'area fra Corigliano e Rossano. In manette sono finiti avvocati, imprenditori e impiegati pubblici. Ma vediamo i nostri servizi. Come è andata? Allora, guarda che ci sono 2 buste per il fallimento di domani, e anche perché mo questa cosa che io vado sempre, poi iniziando a fare indispettire tutti quanti, quindi dobbiamo darci un attimo una regolata o coordinarsi in maniera diversa. La regolata è arrivata dalla Guardia di Finanza che dal 2017 sta indagando sulle aste giudiziarie truccate nell'area della Sibaritide. Sono 16 le persone arrestate, 9 finite in carcere e 7 ai domiciliari. In tutto 48 gli indagati nell'operazione White Collar, coordinata dalla Procura di Castrovillari, una vera e propria organizzazione di colletti bianchi composta da professionisti, avvocati, curatori fallimentari e qualche pregiudicato che riusciva ad individuare chi aveva effettuato il bonifico a livello cauzionale per partecipare alle aste, contattandolo poi per dissuaderlo o farlo diventare invece un cliente. A capo vi era un dipendente pubblico il quale impartiva delle direttive proprio per alterare e pilotare l'esito di queste aste. Vi era tutta una struttura gerarchica di questa organizzazione, quindi ognuno con dei propri compiti, che le indagini hanno fatto risalire quantomeno al 2017. L'associazione recuperava il 4% del valore dell'immobile o del terreno oggetto della procedura. In più i legali che si occupavano di partecipare alle aste per conto dell'associazione ottenevano per ogni procedura 400 euro. Le aste, secondo l'accusa, venivano così praticamente tutte pilotate e immobili e terreni finivano anche a prezzi irrisori solo ai clienti dell'organizzazione. Diversi professionisti delegati dalla magistratura avrebbero quindi lavorato contro la legalità e contro il sistema previsto dalla normativa vigente. Queste quelle, ti ho detto che quelle non hanno intenzione di lasciare e tu su tutto tu e l'amico tuo devi stare calmo e quando dovete fare una cosa dovete chiedere. Ecco alcune delle intercettazioni che hanno contribuito a delineare il modus operandi dell'organizzazione composta da colletti bianchi che riusciva ad aggiustare le aste nell'area di Corigliano Rossano. Tra le figure fondamentali dell'organizzazione un avvocato procacciatore dei clienti interessati a partecipare alle aste e un dottore agronomo con il ruolo di individuare i terreni oggetto delle procedure esecutive in modo tale da consentire ai sodali di proporre tali beni ai clienti dell'associazione. No, però il terreno è buono. A me chiamare la procuratrice è meglio che siamo sicuri, che però giustamente non c'è un mezzo pologamo fatto. 3 avvocati con studi nell'area urbana di Corigliano Rossano avevano poi il compito di istruire le offerte dei clienti dell'organizzazione, partecipando per conto degli stessi alle varie procedure esecutive con la formula per persona da nominare. Come è andata? Allora, guarda che ci sono 2 buste per il fallimento di domani, e anche perché mo questa cosa che io vado sempre, poi iniziando a fare indispettire tutti quanti, quindi dobbiamo darci un attimo una regolata o coordinarsi in maniera diversa. In questo modo dunque l'organizzazione era in grado di pilotare aste pubbliche attraverso l'utilizzo di notizie riservate che, a seconda dei casi, potevano agevolare qualcuno oppure dissuadere altri a partecipare all'asta.
Sempre da Cosenza una notizia di cronaca: il cadavere di un uomo di 44 anni è stato rinvenuto proprio forse per l'assunzione di una dose eccessiva di stupefacente. L'uomo è stato trovato nel pomeriggio in un dirupo fra i cespugli in via degli Stadi a Cosenza. Ad allertare i soccorsi è stato un amico dell'uomo. Il personale del 118, giunto immediatamente sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte. Riverso fra i a bordo strada poco dopo il cavalcavia della 2 del Mediterraneo. Il cadavere dell'uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato trovato proprio nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cosenza, che hanno avviato le indagini. Al momento non si conosce la causa certa del decesso, ma gli investigatori escludono la morte violenta. Sarà l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore a chiarire proprio le cause della morte. Cambiamo argomento, parliamo di Covid-19, perché nella sola provincia di Cosenza, su 200.000 arrivi registrati nel mese di luglio, solo 5.000 hanno accettato di sottoporsi al tampone. Questa è la schermata estrapolata dal portale della Regione Calabria, che deve essere utilizzata da chi vuole entrare o rientrare nella nostra regione per un qualsiasi motivo. In questi mesi è stata utilizzata da centinaia di migliaia di persone che per turismo, lavoro o ricongiungimento familiare sono arrivate sul suolo calabrese. Nella sola provincia di Cosenza dal 3 giugno ad oggi si sono registrate circa 200.000 persone, delle quali solo poco più di 5.000 hanno richiesto di effettuare il tampone per accertare il proprio stato di salute rispetto al Covid-19. 125.000 si sono opposte all'esame e 60.000 circa non hanno dato indicazioni in merito. Sono 5.000 i soggetti provenienti dall'estero, situazioni delicate che vanno affrontate con grande attenzione. Oggi subentra un nuovo problema, cioè la quarantena per i soggetti che provengono dalla Romania e dalla Bulgaria. Ovviamente questi soggetti vengono messi sotto sorveglianza attiva e durante il periodo di sorveglianza dei 14 giorni è necessario garantire loro il tampone, garantire loro a nostra tutela naturalmente. In più stanno arrivando da paesi dove il virus è vivo e attivo, in particolare dall'India ne stanno arrivando molti, e anche per questi soggetti è necessario cercare di fare una buona sorveglianza insieme ai medici di medicina generale e possibilmente garantire la possibilità di fare il tampone, che è l'unico metodo diagnostico che ci consente di dire che una persona non è affetta dal virus. Fino ad ora è andato tutto bene. Con questi numeri è facile intuire che al personale dell'ASP è richiesto uno sforzo importante per tenere sotto controllo la situazione. Ironia della sorte, il servizio di igiene e sanità dovrà lavorare anche per la sicurezza di alcuni paesi esteri che richiedono tutele speciali per i propri cittadini che intendono rientrare nello stato di provenienza. Adesso abbiamo nuovi problemi con soggetti che devono rientrare nei loro paesi d'origine, per esempio il Marocco. Molti di questi soggetti per imbarcarsi o per raggiungere appunto la propria nazione d'origine hanno la necessità di ottenere il tampone negativo. E quindi per noi il lavoro che sembrava essersi attenuato non è affatto finito, anzi si sta incrementando. Noi cerchiamo di garantire quanto possiamo, ma ovviamente le esigenze nostre sono quelle essenzialmente di andare a intercettare i casi e i contatti dei casi, e quindi tutte queste attività che stiamo svolgendo oggi diventeranno di secondo piano nel momento in cui ci dovesse essere qualche recrudescenza della patologia, che speriamo naturalmente non ci sia. Parliamo adesso del bollettino regionale, perché il secondo giorno a 0 contagi in Calabria, 78 sono i positivi dell'ultima ora. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 114.756 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.247, 0 in più rispetto a ieri, quelle negative 113.509.
Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 18 in isolamento domiciliare, 436 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 260 guariti e 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.847. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo adesso di ambiente, perché sono 24 i punti monitorati sulla nostra costa da Goletta Verde, appunto di Legambiente, metà dei quali sono risultati fortemente inquinati. Questa che vi mostriamo è la cartina visibile sul sito di Legambiente che mostra i risultati delle analisi aggiornate in tempo reale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi in viaggio lungo la nostra penisola per analizzare la qualità delle acque. 24 i punti monitorati sulla costa calabra, la metà risulta oltre i limiti di legge. Il monitoraggio è stato eseguito dall'8 al 21 luglio scorsi e sono stati 6 punti monitorati in provincia di Cosenza, tutti i risultati entro i limiti di legge. Punti analizzati sullo Ionio, nel territorio di Villapiano Lido, Laghi di Sibari e Corigliano Rossano, e sul Tirreno, al confine fra i territori comunali di Acquapese e Guardia Piemontese, e infine un punto sulla spiaggia a Tortora Marina. Tra i punti indagati da Goletta Verde in provincia di Crotone, tutti i risultati fortemente inquinanti. Il punto sulla foce dei fiumi Passo Vecchio e Esaro, entrambi a Crotone, e un punto sulla foce del canale presso la spiaggia in località Le Castella, Isola Caporizzuto. In provincia di Catanzaro sono stati analizzati 3 punti, uno sulla spiaggia tra i comuni di Montepaone Lido e Soverato, è risultato fortemente inquinato. Gli altri 2 sono risultati entro i limiti di legge. Sono i punti sulla spiaggia presso la foce del torrente Spilinga tra Lamezia e Gizzeria e sulla foce del fiume Savuto a Nocera Terinese. 7 i punti monitorati in provincia di Reggio Calabria sono risultati entro i limiti, quello sulla spiaggia marina di Gioiosa Ionica e a Melito Portosalvo fortemente inquinati. Gli altri 5 punti sulla spiaggia nel comune di Brancaleone Marina, presso il lido comunale di Reggio Calabria, a Bagnara Calabra, a Gioia Tauro e a San Ferdinando. Infine 5 i punti monitorati da Legambiente in provincia di Vibo Valentia, sulla spiaggia marina di Nicotera e sulla spiaggia in località Bivona a Vibo Valentia. Sono stati giudicati inquinati i punti sulla foce del torrente Ruffa in località Turiano a Ricadi e sulla foce dell'Angitole in località Calamaio a Pizzo. Fortemente inquinato infine il punto sulla foce del torrente Murria in località Piana di Vada a Briatico. Per la prima volta quest'anno la campagna ambientalista non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione, nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia. Il viaggio ideale lungo la penisola vive infatti di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste italiane. E a proposito di qualità delle acque, mare sporco, protestano i villeggianti proprio per le condizioni in cui versa il mare in Calabria. In alcune località del Basso Tirreno nel weekend è stato difficile, se non impossibile, fare il bagno, hanno detto. Faresti un tuffo rinfrescante in queste acque? Beh, chi era in spiaggia, nonostante l'afa, si è ben guardato dall'immergersi in questo tratto di mare. Turisti e villeggianti hanno preferito rimanere sotto l'ombrellone. Come dargli torto? Un mare così non è certo invitante. Le immagini inviate da alcuni telespettatori documentano le condizioni in alcune località del Basso Tirreno Cosentino. Chi nell'ultima domenica di luglio ha raggiunto la costa ha trovato questo spettacolo, le solite chiazze marroni e maleodoranti. Colpa dei
depuratori che non funzionano, degli scarichi abusivi? Probabile. Un problema che da anni aspetta una soluzione, ma ancora oggi in alcune località il mare, in alcune ore della giornata, appare così. Le amministrazioni sostengono che non si tratta di mare sporco, ma di una situazione che si verifica a seguito delle mareggiate. Sarà davvero così? Nel dubbio, turisti e villeggianti preferiscono rinunciare ad immergersi quando il mare appare in queste condizioni. E torna l'incubo degli incendi, se ne sono registrati 40 negli ultimi 2 giorni, il più preoccupante è interessato il comune di Casali del Manco. Il cielo di Casali del Manco, nelle ore pomeridiane, è stato solcato da elicotteri aerei. Prima un elicottero regionale, poi 3 elicotteri e un Canadair della flotta di Stato. Uno spiegamento di forze necessario per fronteggiare l'incendio che ha interessato la zona di Magli. Fiamme spinte dal vento che hanno lambito il centro abitato e spaventato i cittadini, intenti a seguire le operazioni di spegnimento dalle case e dalle strade, con lo sguardo rivolto verso il cielo, oscurato dalla coltre di fumo. A terra i vigili del fuoco in azione, con a supporto 2 autobotti e 2 squadre con pick-up di Calabria Verde. Ma quello di Casali del Manco non è stato l'unico rogo dell'ultima domenica di luglio, una giornata campale che ha messo alla prova il servizio antincendio boschivo regionale gestito dall'azienda Calabria Verde. Le sale operative hanno gestito e domato 40 incendi e in serata ne risultavano ancora attivi 27, con 31 squadre impegnate per un totale di circa 150 operatori coinvolti. Per molti incendi è stato necessario ricorrere a mezzi aerei. La flotta regionale, composta da 4 elicotteri, ha lavorato quasi ininterrottamente. Inoltre, per più incendi, proprio come a Casali del Manco, è stato necessario il concorso dei mezzi della flotta statale, con elicotteri e Canadair. Parliamo adesso di politica perché Pippo Callipo conferma le dimissioni da consigliere regionale nonostante l'Assemblea avesse espresso parere negativo. Lui dice serva da monito. Non fa passi indietro l'imprenditore Pippo Callipo che conferma le proprie dimissioni dal Consiglio regionale della Calabria nonostante il voto contrario dell'Assise, affidando ad una nota il suo pensiero. Rivolgo, dice Callipo, un sentito ringraziamento alle tantissime persone che anche in quest'ultimo periodo mi hanno manifestato stima e vicinanza. Ringrazio sinceramente i consiglieri regionali che hanno votato per respingere le mie dimissioni. Apprezzo il loro gesto, ma confermo la decisione di lasciare il Consiglio regionale della Calabria. Quella di dimettermi è una decisione irrevocabile che ho assunto dopo una profonda riflessione. Capisco chi non condivide politicamente questa scelta e lo rispetto. Tanti mi hanno invitato a ripensarci, ma la mia decisione, dice ancora Callipo, va rispettata. Capisco la delusione delle migliaia di calabresi che hanno creduto in me, a partire dai candidati e dai tanti sostenitori di Io resto in Calabria. Me ne dispiaccio enormemente, ma non posso negare a me stesso e ai calabresi che le convinzioni maturate durante il breve periodo trascorso in Consiglio regionale restano immutate. Spero, conclude poi Callipo, che le mie dimissioni servano ad aprire una riflessione seria che vada oltre le lotte di potere e le beghe di partito, perché i calabresi hanno necessità di riconquistare la fiducia nello Stato e nelle istituzioni che purtroppo hanno comprensibilmente perduto. L'uscita di scena dell'imprenditore è la sconfitta del progetto politico del centro-sinistra regionale, che ha dimenticato i propri elettori e non sa vedere né stigmatizzare i voltagabbana di quella politica di promesse e favori che finora ha determinato grandi fortune per pochi e l'emigrazione di molti. Questo è il commento dei parlamentari 5 Stelle dopo la conferma delle dimissioni da parte di Callipo. Adesso ci spostiamo a Lorica, dove c'è stata grande affluenza di atleti per la manifestazione nuoto di fondo nello splendido scenario del Lago Arvo. Non c'erano dubbi, Lorica è stata all'altezza di un evento importante come il primo miglio Acqua Libere, la prima gara di nuoto di fondo svolta in un lago calabrese. 130 atleti sono tuffati nelle acque dell'Arbo, in gara 12 società sportive che hanno portato in sila nuotatori delle diverse categorie, dagli agonisti ai master. La Cosenza Nuoto ha prevalso sia nella classifica riservata agli agonisti, precedendo la Rarinante Scrotone, che nella classifica assoluti. Una manifestazione ben riuscita, con grandi presenze, con un grande pubblico. Poi valorizzare questi posti è la cosa più bella che si possa fare, oltre a dare la possibilità di fare una manifestazione a 1300 metri dove c'è l'aria più pura d'Europa. Quest'anno è un anno particolare, un anno dove siamo stati praticamente congelati per 3 mesi
perché altrimenti credo che questa sarebbe stata una manifestazione con almeno il doppio dei partecipanti e con gente proveniente un po' da tutta Italia. La gente c'ha ancora un po' paura di muoversi e questo un po' ha penalizzato la manifestazione. Credo però che sia un bene, perché testare la macchina organizzativa con un numero limitato di persone ti dà la possibilità di organizzare la stessa manifestazione con molta più gente l'anno dopo, limitando tantissimo gli errori. Un successo organizzativo è l'ennesima pagina positiva per il territorio silano, sempre più difficile da raggiungere a causa di una viabilità mai così precaria, ma in grado di ripagare i visitatori con scenari straordinari e funzionali a tante attività ludiche e sportive. Il nuoto di fondo, dopo il battesimo ideato da Cosenza Nuoto, può diventare un altro appuntamento della stagione estiva, un'attrazione in più per l'altopiano silano. Abbiamo sposato da subito questa iniziativa, l'abbiamo patrocinata perché crediamo molto ovviamente allo sport in questi territori e oggi lanciamo anche questa iniziativa di poter sfruttare le acque dei laghi silani con lo sport. Adesso parliamo di teatro, in particolare di musica, perché il musicista Nello Salsa ha incantato il pubblico di Roccella. Cosa si può chiedere ad un artista se non l'emozione? E quando questa viene donata giungendo da un palco prestigioso come quello dell'Arena al Castello di Roccella Ionica, tempio del Festival Jazz Rumori Mediterranei, il pubblico, sì, quello pagante, si lancia generosamente in 10, 100, 1000 e più applausi. La serata d'esordio della stagione teatrale musicale della Locride, ideata dal Centro Teatrale Meridionale diretto dall'attore e regista Domenico Pantano, è stata davvero splendida. Il grande trombettista italiano Nello Salsa e la sua band hanno rinvigorito un sabato sera un po' abbacchiato da un fastidiosissimo vento con le loro magiche interpretazioni. Salsa è stato fino a poche settimane prima della morte al fianco di Ennio Morricone. Negli anni infatti è diventato un punto fermo dei progetti del grande compositore e l'altro ieri sera, proprio al 2 volte premio Oscar, Salsa ha fatto il suo grande tributo. Dalle splendide colonne sonore dei film di Sergio Leone, dagli spaghetti western ai temi del capolavoro C'era una volta in America, alle magie firmate per maestri come Elio Petri, ricorderete Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, a Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso e per finire a Quentin Tarantino per il film The Hateful Eight, secondo Oscar del maestro. Salsa ha semplicemente incantato, poi omaggi a Fellini, Sordi, Rota e Pino Daniele, per la gioia del pubblico, sì, quello pagante e anche preparato. Grande serata e una grande iniezione di fiducia in un momento certo non felicissimo per l'umanità. Ancora per lo spettacolo ci spostiamo a Praia a Mare sul Tirreno cosentino per lo spettacolo Lo show di Umberto Smaila, l'ex gatto di Vicolo dei Miracoli, ha ripercorso la sua lunga carriera artistica coinvolgendo il pubblico presente. Una serata all'insegna della musica e del divertimento a Praia a Mare con il live show di Umberto Smaila, un evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid. Cabarettista, attore, musicista, compositore e presentatore televisivo, Smaila ha coinvolto il pubblico presente al Dinella di Praia a Mare, ha ripercorso la sua lunga carriera artistica. Immancabili riferimenti ai cavalli di battaglia degli anni degli esordi insieme al gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli. Fare gli spettacoli, far cantare la gente, farla divertire, farla ballare, farla partecipare. Certo in questo momento abbiamo un po' di limitazioni, ma insomma io non sono proprio un rapper da discoteca, quindi la gente può tranquillamente venire ai miei spettacoli stando tranquillamente sicura che non succederà niente di grave. Nel corso della serata poi Smaila ha cantato anche la sigla di Colpo Grosso, programma cult al quale ha legato la sua immagine.
ha fatto la televisione più importante della storia, Colpo Grosso, cioè quella che ha cambiato il modo di fare televisione, quella che ha segnato il primo Colpo Grosso e il dopo Colpo Grosso, cioè un programma veramente innovativo che ha allietato milioni di padri, di figli e anche qualche moglie ogni tanto quando serviva, insomma diciamo che ha fatto il suo dovere. Erano anni spensierati, erano i famosi anni 80, era fine degli anni 80, primi anni 90. Quindi mi pongo in questa categoria, spero di aver fatto bene. E adesso vediamo l'andamento della borsa. Chiusura incerta per le borse europee. L'appuntamento chiave della settimana è comunque la riunione della Federal Reserve, da cui potrebbe emergere un outlook ancora più conservativo. Nel frattempo gli operatori continuano a monitorare la pandemia, che mostra segnali di rallentamento negli USA, ma nuovi focolai in Cina e in Spagna. Sullo sfondo restano le tensioni tra Washington e Pechino, con gli americani costretti a lasciare il consolato di Chengdu in risposta all'estromissione dei cinesi dal consolato di Houston. Dall'agenda macroeconomica è giunto l'indice IFO tedesco di luglio, che ha evidenziato un miglioramento oltre le stime della fiducia delle aziende, 90,5 punti, e delle aspettative di business, 97,0 punti. A Piazza Affari, il FTSE MIB e il CAC 40 di Parigi terminano in ribasso dello 0,3%, il FTSE 100 di Londra viaggia a meno 0,2%, flat il DAX di Francoforte, mentre l'Ibex 35 di Madrid perde l'1,6% in scia all'aumento dei contagi di Covid-19 in Spagna. Oltreoceano scambiano poco mossi il Dow Jones e l'S&P 500 a più 0,1%, lievemente arretrati rispetto al Nasdaq a più 0,4%. Sul Forex l'euro-dollaro avanza a 1,176, mentre il cambio tra biglietto verde e yen arretra a 105,3. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,5% a 43,1 dollari e il WTI a meno 1,4 a 40,7 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund risale a 148 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,98%. Tornando a Piazza Affari, recupera terreno di Asorin a più 5% e Corre Atlantia a più 4,8%, Bene Moncler a più 2,3% nel giorno della semestrale e Italgas a più 2,0% dopo i risultati, mentre arretrano Telecom Italia a meno 5,0% e UbiBanca a meno 8,8% alla vigilia dell'ultimo giorno disponibile per aderire all'OPAS lanciata da Intesa, che viaggia a meno 0,8%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Torna in forza l'alta pressione con un graduale nuovo aumento delle temperature che toccheranno valori ben oltre le medie del periodo dalla seconda parte della settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno su tutto il territorio regionale, poche nuvole potrebbero presentarsi su Sila Piccola e Serre Vibonesi durante le ore centrali della giornata. Temperature in graduale aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari tra calmi e quasi calmi e per venti deboli a regime di brezza. Poco mosso il settore ionico-crotonese, dove insisteranno ancora venti tra deboli e moderati da Grecale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.